Oggi un'interessante iniziativa, la serie continua nelle scuole, il vostro impegno, l'ufficio dell'UEPE per dare quelle nozioni importanti agli studenti. Si parla di violenza di genere e non bisogna mai terminare di parlarne, ovviamente. Sì, noi abbiamo puntato molto su questa giornata di informazione, ma soprattutto di sensibilizzazione nei confronti dei ragazzi, soprattutto che frequentano le scuole superiori, quindi sono già in un'età matura per poter comprendere anche le responsabilità che hanno nei confronti anche della società civile. Il nostro intervento si inserisce all'interno di un percorso, di un progetto che ormai è da 3 anni che portiamo avanti, ma sta diventando più un'azione di sistema all'interno dell'ufficio che dirigo, proprio perché va al di là ormai del tempo del progetto e sta diventando appunto un'azione di sistema. Un'azione di sistema che vogliamo portare avanti ormai da qui in poi, quindi sganciandoci proprio dalle logiche progettuali. Abbiamo organizzato tutto un apparato organizzativo che ci consente di fare questo, e il nostro obiettivo è, oltre che lavorare prevalentemente sui soggetti autori di reati di maltrattamento o di violenza di genere, anche un'azione di prevenzione e di sensibilizzazione verso gli attori del territorio. Non a caso abbiamo individuato già negli ultimi 2 anni le fasce giovanili, proprio perché per noi rappresentano quelle più bisognose di prendere consapevolezza su quelli che sono i problemi reali legati al mondo della violenza o comunque dei rapporti sociali. È un investimento che noi facciamo coscienti appunto della responsabilità che ci viene data anche dai nostri mandati istituzionali di partecipare all'attività pubblica, territoriale, non solamente limitarci a quella istituzionale, e quindi andare a aprirci proprio sul territorio. È una giornata significativa, gli anni passati l'abbiamo fatta in altre realtà scolastiche e vediamo che la disponibilità data dai dirigenti scolastici, dal corpo docenti, ma anche dai ragazzi è veramente intensa. Sono già ragazzi maturi per poter affrontare il problema e collaborare con noi per rendere veramente un cambio culturale significativo nella nostra società, per cui noi investiamo molto su questo e speriamo che possiamo anche andare avanti in questo settore. Oggi dedichiamo questa giornata ancora una volta alla violenza di genere e maltrattante, un tema a noi molto caro, perché la scuola appunto è sensibile a qualsiasi problematica, in maniera particolare a tutte le forme di violenza che si vengono a presentare, e quindi è necessario sempre creare una perfetta alleanza con gli attori del territorio. È per questo che abbiamo ospiti qui oggi, stamattina, con i ragazzi, la dottoressa Miraglia dell'ufficio esecuzione penale esterna di Agrigento. Nell'ambito di questa giornata infatti si inserisce nelle attività di sensibilizzazione delle scuole previste nel progetto Non curarti di me, curati tu, proprio perché vogliamo affrontare il problema della violenza di genere e maltrattante in tutte le sue sfaccettature. È un problema purtroppo ancora molto attuale che tocca a tutti, e in maniera particolare vogliamo proprio sensibilizzare i ragazzi nell'avere coscienza dei propri comportamenti, quindi mirare soprattutto a creare la cultura del rispetto dell'altro ed eliminare qualsiasi comportamento che possa appunto favorire la violenza di genere. Quindi creare dei veri e propri percorsi di sensibilizzazione, di cambiamento dei propri comportamenti nell'ottica di un miglioramento e di responsabilizzazione, e questo possiamo soltanto farlo appunto con l'aiuto di tutti gli attori del territorio. Quindi noi siamo ben lieti di ospitare la dottoressa Miraglia, la dottoressa Sedio, con i quali cercheremo di creare un vero e proprio laboratorio con gli studenti su questa tematica.